Buonasera e benvenuti alla rassegna stampa di Web Isole Sparse Eder Production, che vi parla Renato De Paoli. Stasera apriamo il giornale e la rassegna del web con le dimissioni di Profumo, i 40 milioni di buona uscita, i dubbi di Tremonti e una delicata transizione. All'1:15 del mattino del 22 settembre 2010, cioè oggi, si è concluso ufficialmente l'era di Alessandro Profumo in Unicredit. Qui stiamo leggendo il pezzo di Alessandro Graziani da Il Sole 24 Ore. A notte fonda è arrivato il tanto atteso comunicato della banca del consiglio di amministrazione e Alessandro Profumo, si legge nel testo, hanno, a seguito dell'orientamento maturato dal consiglio, concordato che dopo 15 anni è giunto il momento di un cambiamento al vertice del gruppo. Alessandro Profumo ha quindi rassegnato, poveretto, le dimissioni da amministratore delegato del consiglio di amministrazione e ha accettato, ringraziandolo per gli ottimi risultati conseguiti in questi anni, specialmente ora con la buona uscita di 40 milioni di euro. Meditate, gente, meditate voi che prendete 1000 euro al mese, 1500, 700 pensionati. 40 milioni di buona uscita, neanche in tre vite uno lo prende, neanche in 5. Ma non lasciamoci andare ai commenti. Il ministro dell'economia Tremonti ieri ha telefonato ai presidenti delle varie fondazioni e banche legate a Unicredit. Unicredit, ricordatevi, c'è dentro la cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, i nostri scavi dei. Beh, insomma, qualcuno sa come si fa. Allora vi rimandiamo per quello anche a sentire Serafino Massoni sul suo canale a proposito di chi prende i soldi di buona uscita, come si chiamano. Siccome io non me chi prende i soldi di buona uscita in questa maniera hanno un nome, cioè gente di Adria. Vabbè, allora qui comincia un'altra era, lascia la guida di Unicredit e al termine di una lunga giornata non priva di colpi di scena. Il board president da Dieter Rampi ha votato ad amplissima maggioranza, con il voto contrario della sola Lucrezia Reachlin. Cazzo, questo aveva un nome famoso una volta, i Reachlin scrivevano su Rinascita, erano comunisti. La sfiducia a Profumo, chissà se è parente, ma forse neanche. Il voto era stato chiesto dallo stesso manager che ha partecipato alla riunione perché emergesse con evidenza chi era a suo favore e chi era contrario. Ho solo preteso che l'operazione finisse con trasparenza, e che emergessero le impronte digitali sui 40 milioni di buona uscita, ha commentato il banchiere a tarda serata con un suo stretto collaboratore. C'è chi sostiene che Profumo confidasse in un ripensamento dei soci tedeschi, visto la sua buona uscita, o che alcuni rappresentanti delle fondazioni si schierassero a suo favore, dopo che per tutta la giornata era trapelata la forte preoccupazione per la vicenda da parte del Ministero dell'Economia Tremonti. Invece i membri della board hanno fatto muro rispetto agli accordi raggiunti nel corso del weekend e rispettato gli accordi raggiunti nel corso del weekend, quando era stata presa la decisione di andare alla resa dei conti con Profumo.
Allora, vediamo qualche commento. Il ritiro delle deleghe nel corso del consiglio di amministrazione, le deleghe, ragazzi, questa è la vita. Pensate, 40 milioni cosa sono? Però voi non li vedrete mai, neanche io o nessuno, però c'è qualcuno che può. E poi diciamo, come mai che va male qua? Abbiamo le auto blu, i diritti dei politici e poi chi ne ha più ne metta. Ma torniamo al nostro Google della serata con le news, vediamo cosa ci propone questa sera in evidenza. Allora, intanto abbiamo la scusa per raccomandarvi Google News. Ecco, giustizia, Finiani, dossier falsi contro Fini, stop a dialogo, un'ora fa la Reuters. Unicredit, primo giorno senza profumo, che me ne resta solo la spuzza. Lo dice l'ANSA un'ora fa. Caso Cosentino, la Camera vota il no, maggioranza regge senza i Finiani. La Russia, Mosca annuncia lo sviluppo di armi laser per aerei, Virgilio lo dice 3 ore fa, ci mancavano anche quelli. I governi più rosa d'Europa, sembra che in Svizzera comandino le donne, finalmente da Varese News. Incidenti sul lavoro, morto in Svizzera, vabbè, insomma ne muore tanti, dice quella. Poi vi rimando sul video fatto su Eder Production Isole Sparse, la carrucola, andatelo a vedere a proposito degli incidenti del lavoro, andate a vedere la carrucola, è un video fatto oggi, molto bello, titolato Spettabile INPS di Treviso, Edar Production, andatelo a vedere, così capite cosa sono gli incidenti sul lavoro e vi fate anche una risata. Andiamo avanti. Sandra Mondaini è giallo sugli eredi, altro che mica gli interessano i titoli alle persone che ormai sono passate a miglior vita, ma siamo agli eredi. Va bene, poi qui c'è Milano Moda Donna 2011, la mostra dei giovani talenti Vogue, vai, Nano Press 3 ore fa. A Roma Blitz della banda legata alla Magliana tentava di vendere anche cosa? Il gioco è fatto della disarticolazione della Magliana, dell'usura, riciclaggio di denaro, millantato credito, estorsione e truffa, ma insomma ne avremo tante da dire, vabbè. Andiamo avanti, intossicati da cozze, vabbè, è ormai la notizia di ieri, la sanità è anche quella tutto da ridire. Oh, vediamo cosa succede a Firenze invece, una notizia di archeologia se non leggo male. Mostre, il bronzino risplende a Firenze, 3 inediti. Oh, ANSA, 15 minuti fa, da Firenze, oltre 90 opere esposte tra le quali 3 dipinti inediti. In alcuni capolavori restaurati l'occasione mostra Bronzino, pittore e poeta, non è archeologia, scusate, Bronzino è il nome del poeta e pittore alla corte dei Medici, perdonate l'ignoranza, ogni tanto nasce un nuovo pittore, allora ne abbiamo avuti tanti e questo è appena nato. Bene, andiamo a vedere qualcos'altro a proposito del Neri. Juve, ogni domenica è un esame e lì c'è in Tutto Sport anche un video. Del Neri è stato un grande conduttore del Chievo, la chiave dell'acqua che veniva da Pescantina e che necciava l'acqua a noi del Menago, del Tartare, del Pion, perché va a finire tutto Trento, Verona e così è scomparse le isole. Ecco come Mosè aprì le acque del Mar Rosso. Questo è interessante, la Stampa 3 ore fa. Come è riuscito Mosè a dividere le acque del Mar Rosso? Questa è una notizia. Secondo quanto è scritto sulla Bibbia non vi sono dubbi, si è trattato di un miracolo.
e che ha permesso al popolo di Israele di mettersi in salvo. Sarebbe bello da raccontare questa notizia, ma il nostro tempo, vediamo, abbiamo appena 5 minuti, però un piccolo approfondimento lo faremo fra un po' se non abbiamo molte cose. Uno scooter smart, un nuovo stop del Galante a Street View, video poker assolto Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele è stato assolto, avremo un nuovo re presto, tornerà, o lui o il figliolo è stato assolto con formula piena e quindi il fatto non sussiste. Sono cadute tutte le accuse, va bene, e il video poker non c'era. Allora andiamo un po' più in su qua, non applicherò la circolare Masi, Santoro torna a sfidare i vertici RAI. Un'ora fa lo dice la stampa, eccolo. Poi ci sono i nuovi fondi per l'università, 28 minuti fa lo dice Libero News, lì c'è una fotografia della famosa Gelmini ormai. Ecco, le abbiamo dette tutte le cose importanti, quindi possiamo scendere, abbiamo 3 minuti per approfondire la notizia del giorno, che è come Mosè aprì le acque del Mar Rosso. È una questione che ci attanaglia molto perché noi di acqua, qua acqua veneta scomparsa ci interessa, e vediamo se Mosè ci dà qualche dritta. C'è un bel filmato che viene dalle scienze e tecnologie video e c'è una simulazione. Dunque c'è un bel video che racconta come era fatto questo Mar Rosso, 40 metri per 40 metri. Non so come mai abbiamo perso la voce di questo raccontante, o forse è solo un video. Allora ve lo facciamo vedere, se non si arrabbia il copyright, no, che dopo non c'è, abbiamo tante storie stesso. Ecco, lì c'è un video che fa vedere delle simulazioni acque, come si può far passare il Mar Rosso. Vabbè, non era questo che ci aspettavamo. Ah, ma c'è un articolo sotto. Come è riuscito Mosè a dividere acque? Un miracolo, ha permesso di portare il popolo di Israele. Alcuni studiosi americani hanno cercato però danno una spiegazione più scientifica, mostrando che una simulazione al computer con forte vento stimato in 100 km/h proveniente da Oriente, che si offre 12 ore per il Mar Rosso, avrebbe potuto spingere le acque tra una vecchia ansa formata dal congiungimento di un antico fiume e una laguna. Alla ricerca di Charles Graves del National Center of Experiment Research spiega che con l'acqua sospinta indietro dalle forti raffiche si poteva creare un ponte di terra sopra cui passare il popolo di Israele. Ma appena il vento si è placato, le acque sono rientrate. Lo studio fa parte di un più ampio progetto di ricerca di Graves sugli impatti dei venti sulla profondità delle acque, compresa la misura di quelli dei tifoni del Pacifico, che possono influenzare le mareggiate. Grazie se mi avete ascoltato, buona serata e a tutti, risentirci da Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli.